Ministro, qui a Tabina per esprimere la vicinanza agli operai e dare rilancio all'azienda, come aveva promesso il governo. Sì, la vicinanza è anche la conseguenza di scelte già compiute che hanno visto introdurre norme che impediscono delocalizzazioni selvagge. Naturalmente non impediscono in assoluto il rischio di riduzione della capacità produttiva, su questo bisogna lavorare, su questo stiamo lavorando, c'è un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro metterà a disposizione tutti gli strumenti che sono necessari a lavorare per un rilancio. Quest'oggi per i 600 lavoratori impiegati direttamente o nell'indotto della Speedline si accende una speranza per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Tabina. Dopo 6 mesi di lotte e contrattazioni è arrivato a Santa Maria di Sala il ministro del lavoro Andrea Orlando, che ha incontrato una folta delegazione di operai e rappresentanti sindacali nel tendone del presidio fuori dell'azienda. Presenti anche il segretario del PD Veneto Martella e i parlamentari veneziani Ferrazzi e Pellicani. È importante mantenere alta l'attenzione su questa vertenza, soprattutto in queste settimane nelle quali il gruppo Ronald sta valutando se accogliere la proposta progettuale fatta da Fondazione Ergo per rilanciare Speedline. Il ministro, con le sue parole, ha garantito l'impegno del governo. Si è impegnato per quello che è il proprio ruolo e le proprie possibilità a seguire la vertenza di cui già era informato e a mettere in campo, qualora ce ne fosse la necessità, tutti gli strumenti che il Ministero del Lavoro tipicamente può mettere in campo. Allora c'è un po' di ottimismo. Cauto. Adesso immaginare che ci lasciano qui con il cerino in mano di fronte a un'opportunità industriale, occupazionale, seppur ridotta, ma di prospettiva sarebbe una follia. Quindi davvero vi chiediamo l'impegno che avete, il massimo impegno per fare in modo che la prima avvertenza che sostiene quel decreto non sia un'avvertenza che ci vede uscire perdenti. Ad incontrare il ministro Orlando anche una delegazione di lavoratori della Superjet di Tessera, senza stipendio a causa delle sanzioni contro la Russia, nonostante l'azione messa in campo da Banca Intesa. Banca Intesa ha praticamente concesso dei fidi, ma che sono dei prestiti, per ovviare a un problema, soprattutto per chi ha problemi nell'immediato, ma non è stato uno sblocco dei conti correnti aziendali, quindi gli stipendi sono ancora congelati. Cosa chiedete al ministro? Di sbloccare gli stipendi e di trovare una soluzione occupazionale per il futuro. E per il futuro vanno costruite prospettive nuove, ma per l'immediato dobbiamo garantire che le sanzioni che sono state fatte contro la Russia e contro Putin non siano pagate dai lavoratori italiani.